numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Siete connessi? Ancora il buongiorno, Sammy Varin, Potere al Popolo. È tempo di collegarci con il Parlamento. Qui Parlamento. Ma chiaro, in ogni trasmissione o quasi ci colleghiamo con Roma per sapere che cosa si muove nel Parlamento. Deputati, senatori della Lega ci raccontano le novità. E oggi c'è una bellissima novità che ci viene raccontata dalla deputata della Lega Giovanna Miele. Buongiorno Giovanna. Buongiorno, bentrovati, che piacere, buongiorno. Piacere nostro, soprattutto quando ci sono buone notizie sul fronte cultura, che quest'oggi sul giornale non è che viene rappresentata al meglio, ma c'è chi lavora silenziosamente, quotidianamente e ottiene dei risultati. In questo caso, Giovanna, sulle tue pagine social scrivi: rappresento la mia comunità alla Camera dei Deputati. E proprio ieri è partito un iter che darà lustro alla seconda città del Lazio, Latina. E qui ti lascio raccontare. Allora sì, io sono felicissima che ha riportato le parole "rappresento la mia comunità", perché per me la politica è questo, è veramente rappresentatività e sintesi tra le esigenze dei cittadini e quella idea e quella speranza di poter migliorare il futuro delle persone partendo da un lavoro che si debba concretizzare nel presente. In particolare la risoluzione che ho presentato alla Camera, con il supporto veramente determinante del mio partito, del centrodestra, è stato quello di voler valorizzare i monumenti e gli edifici architettonici di Latina, che è il capoluogo di provincia nella regione Lazio, proprio perché questi monumenti rappresentano un movimento culturale che è il razionalismo, e che in quanto rappresentativo di un periodo storico che è quello dei primi del Novecento è comunque qualcosa che debba essere studiato, che debba essere valorizzato e soprattutto che debba essere rappresentato ai giovani come movimento culturale da approfondire e da interpretare, proprio perché calato in un periodo quale quello anche del fascismo, del periodo in cui ovviamente c'è stata una storia che in qualche modo ha segnato le sorti dell'Italia, ma perché no, ha segnato anche una comunità Italia, e in questo caso dell'Agropontino, attraverso la bonifica di un territorio che è quello nostro di Latina. Perché io ci tengo particolarmente? Perché noi non dobbiamo mai pensare di rinnegare la storia e di non conoscerla, ma attraverso la conoscenza noi dobbiamo fare in modo che gli errori del passato non vengano più ripetuti, ma soprattutto dobbiamo essere in grado di cogliere in tutto quello che hanno vissuto le generazioni prima delle nostre, cogliere quello che di positivo e di propositivo c'è stato. Per cui sono molto orgogliosa che questo iter possa vedere poi la realizzazione del mio sogno, quello che questi monumenti diventano patrimonio UNESCO, perché bisogna lasciare traccia di tutto, perché tutto quello che ci riguarda non debba mai essere dimenticato. E questa è la cultura che noi vogliamo, senza guardare a destra, senza guardare a sinistra. La cultura non deve essere né di destra né di sinistra, è cultura, è la nostra terra. È il nostro patrimonio, e quindi io voglio essere orgogliosa. Tra l'altro la mia città è una città che ha bisogno di rilanciarsi da questo punto di vista, perché è stata schiacciata dal punto di vista ideologico, proprio perché nata in quel periodo, proprio perché è nata in quella maniera, e io non credo che noi dobbiamo vergognarci delle nostre origini, noi dobbiamo semplicemente trarne vantaggi. Quindi la cultura, la conoscenza, la sapienza
ma soprattutto la condivisione sono l'unico strumento che possiamo utilizzare per migliorarci. Grazie davvero alla deputata della Lega Giovanna Miele. Buon lavoro Giovanna. Grazie a voi, come sempre, grazie. A presto. Qui Parlamento. A noi trattiamo ogni tipo di musica qui a Radio Libertà. Poi quando c'è Sammy Varin, ragazzi, si passa dalle fisarmoniche al rock duro all'house, primi anni 2000, in questa canzone di House Dome Funk, scritto House Dome Funk. Driving on Night Feel Lovell, da un'idea del musicista e produttore Loris Palmieri. Qui c'è davvero l'house music anni 2000, la voglia di guidare anche tutta la notte per tornare ai propri affetti. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, potere al popolo. Tra pochissimo ci colleghiamo con la regione Marche. Perché? Perché ritornano i buoni appuntamenti, quelli che avevamo nel primo pomeriggio in potere al popolo, andava in onda tra le 13 e le 15, adesso abbiamo un po' anticipato e dalle 11 a mezzogiorno ogni giorno ci colleghiamo con una parte diversa d'Italia per parlare di territorio, per farvelo raccontare da chi quotidianamente lo vive il territorio, il tutto chiaramente aiutato da voi ascoltatori. Perché? Perché è sempre attivo il nostro numero WhatsApp 340 67 09 659 per commentare insieme ciò che viene trasmesso su queste frequenze. È un numero che dovete memorizzare sul vostro cellulare: 340 67 09 659. In qualunque momento del giorno o della notte potete entrare in onda con noi semplicemente con un messaggio, anche audio o video, documentando ciò che succede nella vostra città, nel vostro paese, e diventate dei piccoli
piccoli grandi giornalisti che amplificano il loro messaggio proprio grazie alla nostra emittente, che si sente e si vede in tutta Italia sul canale 252 del televisore, sulla banda DAB dell'autoradio, oppure sul sito radiolibertà.net, sulla app di Radio Libertà e persino su Facebook e su YouTube, se non dico parolacce, cercando Radio Libertà. E in mattinata nella rassegna stampa siamo anche sull'importante pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Ci stiamo per collegare con le Marche, chiedo a Davide quando siamo pronti di farmi sapere. Nel frattempo c'è la sigla e la lanciamo. Avete ascoltato? Va ora in onda Focus Marche. Il puro territorio ogni giorno con noi. Oggi andiamo nella bellissima regione Marche. Ritroviamo certamente una vecchia amica della nostra radio che ci parla di territorio e ci parla di buona politica. Buongiorno, ben ritrovata sulle nostre frequenze a Chiara Biondi. Ciao! Ciao, ciao. Grazie Chiara, assessore regionale con delega alla valorizzazione dei beni culturali, tra l'altro. Ma signori, la cultura si porta avanti, come dicevo prima con la deputata Giovanna Miele, silenziosamente, senza fare polemiche, perché oggi sui giornali, ragazzi, se si parla di cultura, mamma mia, mi metto le mani nei capelli che non ho. E invece c'è un lavoro incessante sul territorio, per dare importanza al nostro territorio, per valorizzarlo, per pubblicizzarlo, ma anche per portare la cultura nel nostro territorio. E allora da dove partiamo, Chiara Biondi? Io leggo qui didattica innovativa, reti territoriali di orientamento e dottorati innovativi. Questi sono progetti di punta nelle Marche per il miglioramento del sistema scolastico. Di che cosa si tratta, Chiara Biondi? Beh, innanzitutto partiamo proprio dai giovani, quindi perché questi temi che appunto tu hai appena citato fanno riferimento alla formazione e all'istruzione dei nostri giovani. Nella nostra regione i giovani sono veramente il nostro potenziale più importante e quindi noi vogliamo assolutamente valorizzarlo e soprattutto vogliamo accompagnare i nostri ragazzi per un successo formativo in primis e poi ovviamente per un successo nel loro percorso anche professionale. E quindi noi vogliamo investire, anzi abbiamo investito importanti risorse, soprattutto della programmazione comunitaria, proprio per i nostri ragazzi. La didattica innovativa è uno di questi temi dove noi addirittura abbiamo investito 8 milioni e 400 mila euro appunto della programmazione europea 2021-2027, soprattutto perché oggi siamo consapevoli che i nostri ragazzi sono anche un po' stanchi di quelle che sono le classiche lezioni frontali e quindi vogliamo passare da un insegnamento trasmissivo ad un apprendimento coinvolgente. Quindi vogliamo far sì che i nostri giovani quando vanno a scuola ci vanno felici, ci vanno soprattutto come dire, consapevoli e soprattutto devono essere anche un po' stimolati e curiosi. Quindi la didattica innovativa va verso questa direzione e soprattutto questo lo facciamo per, non solo appunto come dicevo, per aiutarli nel loro successo, ma per evitare purtroppo la dispersione scolastica, la povertà educativa e gli insuccessi che vogliamo assolutamente contrastare. La didattica innovativa insieme ovviamente alle reti territoriali di orientamento. L'orientamento sappiamo quanto sia importante, anche questo per i nostri giovani, perché dobbiamo innanzitutto capire quelle che sono le loro attitudini, quello che sono i loro desideri e quindi coltivare i talenti. E questo è un percorso che in realtà l'orientamento deve essere fatto sempre nella nostra vita, ma in modo particolare in quei momenti così delicati, appunto, di queste giovani generazioni, perché poi una scelta sbagliata potrebbe poi portare successivamente, come dicevo, anche a degli insuccessi.
E quindi proprio per questo abbiamo costruito delle reti territoriali, quindi abbiamo messo insieme diverse città, soprattutto con un occhio particolarmente attento a quelle che sono le aree interne della nostra regione e con queste reti territoriali in realtà abbiamo cercato di far dialogare gli ultimi 2 gradi di istruzione, cioè la scuola secondaria di primo e di secondo grado. E quando però parliamo di orientamento non riguarda solo ed esclusivamente i nostri giovani, ma riguarda anche i loro genitori, quindi la loro famiglia, perché anche i genitori devono essere aiutati a far sì che possano accompagnare i loro ragazzi verso delle scelte consapevoli, delle scelte ovviamente oculate, e poi ovviamente i docenti, perché anche i docenti, che sono coloro che passano veramente molto tempo con i nostri giovani, devono cercare di capire quelle che sono appunto le loro attitudini, quelli che sono i loro desideri e cercare anche in questo caso di guidarli al meglio. E poi, come dicevi tu, i dottorati innovativi. I dottorati innovativi rappresentano un ulteriore step per quello che riguarda appunto la formazione. Anche qui abbiamo investito oltre 3 milioni di euro sempre di risorse comunitarie, e quest'anno abbiamo finanziato addirittura ben 40 dottorati innovativi a caratterizzazione industriale. E anche in questo caso abbiamo cercato di far dialogare i nostri 4 atenei che abbiamo appunto nella nostra regione con le imprese del territorio, soprattutto per offrire ai nostri giovani laureati un percorso professionale ancora più diciamo preciso, ancora più strutturato, ovviamente secondo appunto quelle che sono non solo le loro inclinazioni in questo caso, ma anche le richieste che arrivano appunto dal territorio, quindi dalle imprese, cercando di dare anche a loro un supporto per quello che riguarda la ricerca e l'innovazione. Insomma, queste sono, diciamo, le linee strategiche che la Regione Marche nel campo dell'istruzione ha voluto mettere in atto, soprattutto perché abbiamo veramente un potenziale umano importante che vogliamo salvaguardare e vogliamo accompagnarlo al meglio per i futuri successi, ma soprattutto per far sì che i nostri giovani possano rimanere il più possibile nella nostra regione ed evitare così lo spopolamento. Ah, questo è il miracolo che vi chiediamo di fare nella Regione Marche. Chiaramente siete un esempio per altre zone d'Italia, aiutare i giovani, venire incontro ai giovani a scuola, l'apprendimento coinvolgente, riuscire a stimolare i giovani parlando anche un po', sforzandoci di parlare un po' anche la loro lingua. Non è semplice, che noi siamo più grandicelli e determinati modi di parlare proprio non li conosciamo. Dobbiamo avvicinarci a loro, avvicinando anche quelle che sono le materie quotidianamente studiate al loro modo di intendere. Non facile, certo, ma la voglia c'è e come. Stiamo parlando con la Regione Marche, ma stiamo parlando, signori, con tutti voi, perché, ripeto, queste sono tante piccole, grandi idee che si possono applicare anche in altre zone d'Italia. Novità con i nuovi bandi in uscita sull'innovazione sociale. Di cosa si tratta? L'innovazione sociale è anche questo un tema fortemente voluto con l'ambito delle politiche comunitarie, e con l'innovazione sociale la parola stessa innanzitutto innovazione. È un tema nuovo, è un tema su cui la Regione Marche ha voluto scommettere 12 milioni di euro di risorse appunto della programmazione comunitaria. Quando parliamo di innovazione parliamo ovviamente di progetti che sono rivolti a tutte quelle fasce deboli della popolazione, quindi pensiamo ai giovani, pensiamo agli anziani, pensiamo ai disoccupati, pensiamo a tutti coloro che necessitano ovviamente di un aiuto concreto da parte appunto delle istituzioni. E quindi noi qui abbiamo voluto giocare un ruolo importante come Regione Marche. Io ho fortemente voluto riunire in un tavolo tutti quelli che sono i soggetti appunto interessati, soprattutto le categorie, ed insieme abbiamo appunto lavorato per costruire adesso una importante delibera di giunta con la quale abbiamo delineato quelli che sono appunto le linee di intervento. E ovviamente chi sono i protagonisti? Sono sicuramente tutti gli enti del terzo settore. Siamo consapevoli quanto siano importanti. Oggi il terzo settore, soprattutto anche grazie appunto alla riforma del 2017, rappresenta, credo per noi istituzioni,
diciamo un corpo fondamentale senza il quale non possiamo andare avanti. Il volontariato rappresenta, credo, in Italia in maniera particolare la colonna portante, e quindi anzi costantemente noi dobbiamo dire grazie a tanti volontari che costantemente, incessantemente lavorano per migliorare anche le condizioni appunto dei nostri cittadini marchigiani, e quindi è proprio a loro che abbiamo voluto dare un aiuto concreto attraverso queste risorse, come dicevo, e quindi andremo a sostenere tutti quelli che sono progetti proprio innovativi, cioè neanche noi sapremo effettivamente quelli che saranno questi progetti, perché vogliamo assolutamente stimolare il territorio, capire quelle che sono le esigenze concrete e quindi cercare appunto di andare a sostenere queste realtà e soprattutto appunto tutte queste persone. Quindi un occhio attento verso queste categorie. Infatti la nostra programmazione comunitaria si chiama FS Plus, e quindi quel più sta proprio ad indicare l'inclusione sociale, quindi sta ad indicare appunto un occhio attenta da parte della Regione Marche verso appunto queste categorie di persone e di soggetti. Fantastico, sulla scia delle grandi regioni, chi ha delle belle idee, si possono valorizzare queste idee. Un'ultima battuta, abbiamo ancora 3 minuti, sulle politiche giovanili, sui bandi di prossima uscita, anche per quanto concerne questo tipo di politiche. Biondi. Eccoci, sì, anche su questo ovviamente abbiamo voluto dare una grande attenzione ai giovani che, come dicevo già in apertura, sono veramente per noi un patrimonio importante, e su questo come Regione Marche ci siamo mossi innanzitutto grazie al Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili, e abbiamo voluto come dire, dare attenzione verso innanzitutto una categoria molto fragile, che sono i NEET. Quindi questi ragazzi che non studiano, non lavorano e diciamo, non sono neanche introdotti nella vita sociale quotidiana, e quindi vogliamo andarli a scovare, e vogliamo soprattutto dare loro l'opportunità di integrarsi e soprattutto di sentirsi anche parte integrante proprio della comunità, e quindi investiamo su di loro ed investiamo inoltre, in questo caso ho cercato di far lavorare le mie 2 deleghe delle politiche giovanili e della cultura con un progetto appunto che si chiama Trama, perché l'obiettivo è quello di stimolare anche in questo caso i giovani, soprattutto per quello che riguarda appunto l'aspetto culturale, quindi con dei progetti di animazione territoriale che valorizzino anche i nostri meravigliosi borghi, perché la nostra regione è ricca di un patrimonio artistico e culturale, e quindi vogliamo far sì che i giovani, che poi saranno coloro che poi andranno magari anche ad amministrare questi piccoli borghi, ad amministrare anche le regioni nel futuro, siano innanzitutto consapevoli delle ricchezze culturali e patrimoniali ed artistiche del territorio. E quindi un bando dove uscirà ovviamente a breve, dove abbiamo investito appunto importanti risorse, sempre ed esclusivamente con un occhio attento appunto verso le categorie giovanili. E da ultimo sicuramente anche il bullismo e il cyberbullismo. Quindi noi abbiamo una legge regionale che va proprio ad intervenire soprattutto cercando di contrastare il più possibile questi temi, dove anche qui abbiamo investito appunto delle risorse. A brevissimo usciranno proprio dei bandi soprattutto rivolti in questo caso ai giovani e al mondo scolastico in maniera particolare. Questa è la cultura seria, quella che lavora quotidianamente per trasmettere queste cose ai cittadini o valorizzare quelli che sono i nostri territori a livello nazionale e a livello internazionale. La buona politica che ci piace ascoltare. Grazie davvero all'assessore Chiara Biondi da Regione Marche, dalla Lega. Non posso che darti appuntamento alle prossime settimane. Alla prossima. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a Chiara Biondi. Buon ascolto a voi. Sammy Varin si ferma, ma voi restate lì perché è il tempo di una canzone e ci colleghiamo come ogni giovedì con la Lega Liguria. Avete ascoltato Potere al Popolo.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ci colleghiamo con Lega Liguria, Fabrizio Graffione, sei in onda. Buongiorno a tutti da Genova, dalla Liguria. Non siamo all'estero e siamo in Padania. Scusate per la voce, ma c'è ancora umidità, ha piovuto, come sapete anche qui in Liguria moltissimo, e quindi siamo un po' tutti raffreddati questa mattina. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è la senatrice spezzina Stefania Pucciarelli, ricordando che ci sono le elezioni in Liguria domenica 27 e lunedì 28 ottobre, e proprio lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17 ci sarà una diretta, uno speciale elezioni qui in diretta su Radio Libertà. Sentiamo se c'è la Stefania Giallina. Ciao Stef, ci sei? Sì, buongiorno a tutti, ciao Fabrizio, buongiorno alle persone che ci stanno ascoltando. Allora, come sta andando la campagna elettorale nel Levante Ligure? Sta andando a pieno ritmo, quindi anche in questo momento sono in un appuntamento elettorale
e di fatto operativi come sempre. Quello che è il ritorno da parte del territorio è comunque una fiducia nei confronti del candidato Bucci. Tra l'altro io sono della provincia di La Spezia, quindi il territorio anche di Orlando, ma Orlando non piace proprio a quelli del suo partito e quindi secondo me ci saranno molti voti disgiunti. Fiduciosa quindi quello che è il risultato elettorale a favore di Bucci, secondo me vincerà anche con un buono scarto e noi stiamo facendo tutto il possibile per far sì che la Lega abbia il miglior risultato e per dire la nostra all'interno della quella che sarà la prossima amministrazione regionale. Senti, nello spezzino sono venuti diversi big della Lega, da Salvini, poi naturalmente sempre presente il nostro vice ministro genovese del MIT Edoardo Rixi, è venuto anche il generale Vannacci che è nato a La Spezia. Sì, esatto, è venuto a trovarci la scorsa settimana, la sala era gremita e di fatto quello che contraddistingue poi tutti quelli che sono gli uomini e le donne della Lega è l'attaccamento al territorio, alle proprie tradizioni, a quelle che sono le piccole attività che possono essere imprese, che possono essere la piccola attività del commercio, la salvaguardia del territorio, fatto con uomini e donne nel momento in cui sono amministratori concretamente mettono in atto quelle che sono le proposte nella campagna elettorale. Io porto sempre riferimento a quello che è Matteo Salvini, da buon ministro dell'interno, quello che era riuscito a fare con l'immigrazione e per questo oggi rischia 6 anni di carcere. Ecco, la traduzione nel fare quello che sono le proposte elettorali e noi siamo contraddistinti in questo. Tutti i nostri amministratori sono riconosciuti come buoni amministratori proprio perché siamo persone del fare e in questo vedo anche la figura di Marco Bucci che ci rappresenta proprio perché è uomo del fare. Senti, allora però il PD sta montando una polemica proprio per la nomina al vertice del Parco delle Cinque Terre come presidente del nostro ex deputato spezzino Lorenzo Viviani, che tra l'altro è un biologo serio e competente del territorio, appartiene a una famiglia di pescatori del Monte Rosso e tra l'altro anche imprenditore sempre nel settore della pesca. Proprio polemica strumentale, abbiamo uno del territorio, uno bravo, uno competente e un professionista insomma, laureato in la zona e mi sembrano polemiche sterili, Stefania. Infatti sono polemiche strumentali, ma lo rappresento proprio nella loro strumentalizzazione estrema, perché loro sono usciti, o l'opposizione è uscita dalle commissioni per non votare. Se erano contrari all'atto rimanevano in commissione e o si astenevano o votavano contro, ma poiché proprio il curriculum di Lorenzo Viviani è ineccepibile ed è il miglior candidato che poteva essere trovato per ricoprire quel ruolo, hanno preferito una forma pilatesca e sono usciti dalla commissione. Poi su questo, se vogliamo aggiungere le dichiarazioni di questa mattina di Orlando, il quale ha dichiarato che lui da presidente non avrebbe dato l'intesa, ecco, Orlando, lo smemorato, dimentica che proprio quando lui era ministro dell'ambiente nel 2014 aveva fatto una norma che prevedeva l'intesa poteva non avvenire perché comunque era una scelta in capo al Ministero dell'Ambiente, quella di nominare il presidente del parco. E la realtà è questa, quindi potevamo farlo successivamente e comunque decidere di andare sulla nomina di Viviani, anche se nel caso la vittoria della regione era in capo a Orlando non esprimeva l'intesa, era comunque una nomina del Ministero. Abbiamo fatto quello che era quella che è stata la richiesta del territorio, in modo particolare di alcuni sindaci con a capo il sindaco del PD Pecunia, di andare a nominare il presidente, altrimenti avremmo avuto un periodo di vacazio conseguente al fatto che la Presidente Bianchi aveva cessato il proprio mandato. Abbiamo colmato una lacuna, una tempistica che era la tempistica ritenuta necessaria e in linea con quanto è previsto in questo caso. Quindi abbiamo semplicemente adempiuto quello che era il nostro mandato, punto. E ripeto,
Lorenzo Allora, Viviani è il miglior candidato ascolta, possibile per ricoprire quel luogo. sei stata chiarissima. Purtroppo ti dobbiamo salutare perché oggi, a differenza delle altre puntate, abbiamo 3 ospiti, hanno tra l'altro tutte donne, tutte candidate alle prossime elezioni regionali di Liguria, di domenica e lunedì prossimi, e quindi dobbiamo passare la linea alla seconda ospite della mattinata. Ti ringraziamo, Grazie. Buona giornata, Buona buona campagna elettorale. Ciao Stefania, ciao, grazie ancora alla nostra senatrice spezzina Stefania Pucciarelli, e dal Levante Ligure passiamo al Ponente Ligure, a Savona precisamente, dove dovrebbe essere già in linea la nostra candidata. Dammi un minuto. Deputata Ligure. Sì? E la nostra ex deputata Ligure Sara Foscolo. Sentiamo se abbiamo già la Sara. Intanto vi ricordo che lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17 su Radio Libertà ci sarà questo speciale lezioni in diretta con tutti i nostri big liguri per commentare, diciamo, il voto in Liguria. Abbiamo la Sara? Pronto, Sì, Sara, ci sono, sei? ciao. Ciao Sara, dove ti trovi in questo momento? Ciao. In questo momento siamo sul lungomare di Finale al mercato con il nostro segretario federale Matteo Salvini, che è venuto a Finale, sta passando a salutare la gente qui al mercato. Ho capito, una campagna elettorale sul territorio molto serrata. Salvini in questi ultimi giorni si è impegnato molto per la Liguria, quindi anche io da genovese, da Ligure, lo ringrazio, come lo ringraziano tutti i liguri che andranno a votare il domenica e lunedì. Ascolta, allora, campagna elettorale nel Savonese, diciamo 2 cose chiare. La prima è sul rigassificatore famoso a Vado Ligure. C'è stata una polemica enorme. Allora, sul rigassificatore penso che ormai sia chiaro. Non ci sarà a Vado Ligure, giusto? Non ci sarà a Vado Ligure, giusto? Mi sembra che anche Bucci, quando ha parlato del sito di Vado, è stato chiaro che il rigassificatore lì non verrà. E comunque, anche se ci sono delle polemiche pretestuose che ci dicono voi adesso avete fatto il passo indietro, la Lega ha sempre espresso le sue perplessità, la Lega ha sempre detto che bisogna prima ascoltare cosa dice il territorio, cosa dicono i cittadini. La Lega ha sempre difeso, lì c'è un'area marina protetta, ci sono dei terreni, ha sempre difeso il territorio. Io personalmente ero anche andata a fare la catena umana per dire no al rigassificatore. Adesso con Bucci credo che questo sia chiaro, il rigassificatore non verrà a Vado. Peccato che si dimenticano che chi ha firmato il decreto che dopo 3 anni avrebbe spostato il rigassificatore da Piombino in Liguria si chiama Orlando, che è l'altro candidato presidente. Ecco, quindi diciamo c'è anche un po' di ipocrisia da questo punto di vista, e chiaramente Orlando ha replicato in maniera differente, però i fatti sono quelli che sono stati esposti da te, Sara. Ecco, il secondo tema sul vostro territorio nel Savonese è diciamo questo attacco dei nuovi parchi eolici sul territorio. Addirittura ci sono 14 progetti su 16 in Liguria che insistono sul territorio savonese. Si parla addirittura di pale eoliche alte oltre 200 metri, e anche qui quindi mi sa che si fermerà tutto ascoltando il territorio. Mi sembra che anche qua il territorio ligure, e in particolar modo il territorio della provincia di Savona, sia stato sfruttato abbondantemente da questi parchi eolici. Poi uno non si rende conto, quando le vede da lontano, di cosa vuol dire vivere nelle vicinanze di un parco eolico. Ricordiamo che l'89, quasi il 90% dell'energia prodotta dai parchi eolici è prodotta in provincia di Savona. Basterebbe anche solo una corretta manutenzione, se ci sono da fare delle riparazioni di quello già esistente, non c'è la necessità di inserire dei nuovi mostri, questi enormi pali attaccati ai centri abitati che la popolazione non ne vuole più, e ha ragione, a questo punto ha ragione, perché siamo già stati sfruttati abbondantemente.
Ecco, senti Sara, invece quello che hai detto tu adesso, volevo ricordare che proprio la scorsa settimana il nostro deputato Ligure, che tra l'altro è genovese, a Stella, Esatto, ha presentato una interrogazione in Parlamento. Ha presentato un'interrogazione in Parlamento. Francesco Buccione abita proprio a Stella, che è un territorio fortemente colpito da questo fenomeno, perché quando vai a Stella vedi parecchie pale eoliche, quindi territorio già sfruttato abbondantemente. Ha presentato un'interrogazione a cui dovrà rispondere il Ministro dell'Ambiente e il Ministro dei Beni Culturali, dove chiede anche lui basta a sfruttamento della provincia di Savona e della Liguria per nuovi parchi eolici. Ecco, senti Sara, in conclusione, perché poi passiamo alla nostra... Aspetta Fabrizio, che qua Matteo Salvini che fa un saluto in diretta, guarda, su Radio Libertà. Benissimo, ti ringraziamo. Pronto, Matteo? Un abbraccio a ti tutti ringrazio voi. da genovese da Ligure per essere sempre sul territorio. So che stai facendo un tour de force in Liguria. Siamo partiti in fabbrica stamattina a Cairo Montenotte, sì. Ecco, adesso sei a finale di poi dopo in giornata dove ti muovi? Incontro i balneari a Loano, siamo in serata a Genova, poi domani siamo nel Tiguglio, a Chiavari, a Recco, poi ancora a Genova. Ieri ho incontrato i sindaci dei piccoli paesi, 1000-2000 abitanti nell'interno, Torriglia, Isola del Cantone, Roncoscrivia, quindi cerchiamo di essere a incontrare i cittadini, gli imprenditori e i sindaci non solo nelle grandi città ma anche nei piccoli borghi, come stamattina abbiamo cominciato con la giacca a vento a Cairo Montenotte e adesso qua a finale c'è la gente che fa il bagno, non io, però c'è gente che sta allegramente nuotando in un mare stupendo. E domenica e lunedì è fondamentale che i liguri scelgano il futuro, non il ritorno al passato, quindi siamo qua, c'è un ottimo clima ma siamo qua per questo. Vi abbraccio e a presto. Ti volevo chiedere, Matteo, scusami, hai incontrato anche Marco Bucci, hai parlato a lungo con lui, lo incontri sempre? Sì, un bravissimo sindaco che sarà un bravissimo governatore. Sì, sarà assolutamente. Vi ripasso Sara, un abbraccio. Ti ringrazio, buona giornata, buon lavoro, buona campagna elettorale. L'improvvisata del segretario federale. Benissimo Sara, ti ringraziamo per questa esclusiva qui, tra virgolette ovviamente, a Radio Libertà proprio in diretta. Allora ti auguriamo anche a te buona campagna elettorale sul territorio, forza Sara, Grazie. forza Lega. Grazie, ciao, un abbraccio a tutti, ciao. Ciao, grazie ancora alla nostra candidata per le prossime elezioni regionali ed ex deputata ligure Sara Foscolo, ma adesso torniamo a Genova nel capoluogo ligure perché la nostra terza ospite della giornata è l'assessore comunale di Genova Francesca Corso. Allora con la Francesca volevo parlare un po' anche di questo evento politico che c'è stato a Genova proprio ieri. Sono arrivati oltre a Matteo Salvini naturalmente e il nostro vice ministro genovese del MIT Edoardo Rixi, anche tutti gli altri ministri della Lega, mezzo governo a Genova, per sostenere il nostro candidato Marco Bucci. Ciao Fra, ci sei? Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, questo incontro a Genova è stato un successo, sostegno a Bucci con il mezzo governo, tutti i ministri della Lega presenti, incluso Salvini, insomma poi tu ho visto che ti sei un po' appastata perché sei assessore comunale alle pari opportunità, sei impegnata proprio molto anche in questo settore e con il nostro ministro. Scusate, ma ho la voce veramente rotta, alle disabilità. Allora, com'è andata Francesca? Beh, intanto è un incontro che, parto da lì, è stato molto partecipato perché è una sala gremita di persone, tante persone non sono neanche riuscite ad entrare e questo credo che denoti la volontà di continuare a perseverare con un ottimo governo a livello nazionale, allineato a livello regionale e allineato anche a livello comunale in tanti comuni e questo credo che abbia portato tantissimi frutti, tantissimi risultati sul territorio. Quindi se le persone riconoscono questo partiamo già da un'ottima base. Nel caso specifico è stato un incontro che davvero è stato stimolante perché
stanno celebrando i 2 anni del governo Meloni, un governo di centrodestra in cui c'è una forte trazione degli lista in ministeri molto importanti, per cui l'hai detto bene, hanno partecipato Giorgetti, ha partecipato appunto Salvini, chiaramente, Calderoli, ma personalmente ho tanto apprezzato la presenza di Alessandra Locatelli, che è Ministro della Disabilità, proprio per affinità di quelle che sono un po' le deleghe, no? E quindi ho avuto l'opportunità di parlare con lei di alcuni casi specifici di cittadini, nonché anche di misure a livello nazionale che chiaramente hanno delle grandi incidenze anche sul nostro territorio. E credo che quello che distingue i ministri della Lega, nel caso specifico Alessandra, sia questa capacità di ascolto che è davvero rara, perché quando appunto le si parla di casi specifici, lei riesce ad ascoltare ciascuno, occuparsi delle questioni di ciascuno come se fossero appunto persone che conosce da vicino da sempre. Quindi credo che questa capacità di ascolto sia una caratteristica che la Lega ha da sempre, a differenza di tanti altri partiti. Questa capacità di stare sul territorio, di stare fra le persone e di dimostrare realmente vicinanza alle problematiche dei singoli. È una cosa molto bella che viene sempre più apprezzata. Per esempio l'altro giorno era presente una rappresentanza dell'Ente Nazionale Sordi che appunto ha avuto modo di interfacciarsi con Alessandra per lungo tempo a margine dell'incontro e che ha trovato in Alessandra una complice in tutte quelle che sono le battaglie che appunto caratterizzano queste persone, e credo che questo faccia sì che sempre di più possa crescere il consenso della Lega, perché laddove si ha la possibilità di toccare con mano quello che la Lega fa sul territorio è difficile non riconoscere il valore di chi la Lega la rappresenta. Senti, cambiamo pagina, non abbandonare la partita. Ecco, proprio l'altro giorno c'è stato il via alla campagna promossa proprio dal tuo assessorato qui a Genova per incentivare le adozioni consapevoli dei nostri animali d'affezione, cani e gatti. Ce ne vuoi parlare un attimo? Sì, è una campagna che è nata da un'esigenza, soprattutto a livello locale, ma in realtà che riguarda un po' tutto il nostro paese. Purtroppo sono sempre di più gli abbandoni, sono sempre di più le adozioni che finiscono male, quindi di cani e gatti che tornano all'interno di quelli che sono i canili o i rifugi appunto in cui erano custoditi, e purtroppo sono sempre di più le persone inconsapevoli di che cosa significa avere un animale d'affezione in casa. Questo perché tante volte appunto a cuor leggero si pensa di adottare un cucciolo, di poterlo gestire in maniera così un po' alla leggera, come si suol dire, quindi poterlo lasciare tante ore da solo, non capire che in realtà ha un costo e che ha necessità di un certo tipo, quindi di uscire, di svagarsi, di fare del gioco, di essere educato, di mangiare e tutto questo. Quindi quello che è la campagna ovviamente vuole essere una campagna che innanzitutto non abbandonare. Poi c'è la partita giocando sul fatto che appunto Genova è anche capitale dello sport quest'anno, quindi non abbandonare è il primo messaggio che vogliamo assolutamente lanciare. Il secondo tema che però vogliamo trattare è non soltanto legato all'abbandono, ma anche a coloro che decidono di adottare un animale e che però devono appunto essere consapevoli di che cosa avere un animale implichi. Quindi abbiamo voluto porre l'attenzione sul fatto che appunto scritto in piccolo nel basso di questi manifesti, di questa campagna che appunto ormai è diffusa su tutto il territorio genovese, tutti questi messaggi che appunto richiamano l'attenzione rispetto a ciò che è necessario fare con un animale d'affezione. Adottare un animale non è un gioco, non è una cosa insomma poco impegnativa, è sicuramente un impegno che viene assolutamente ripagato in toto, perché un animale è capace di donare l'amore che in pochi umani sanno fare ed è capace di essere fedele per sempre, però insomma va trattato come a tutti gli effetti come un figlio, un essere vivente che dipende in totalità dal proprio padrone e che ha bisogno di una serie di cose che non vanno tralasciate, perché altrimenti purtroppo i nostri canili, che sono ormai gremiti di cani e gatti, ma poi dipende anche, perché può riguardare anche altri animali, tornano ad esserlo nonostante le gabbie magari si vedano svuotate per un breve periodo, perché appunto le persone magari non sono in grado di gestire. Quindi è una tematica molto importante che sta a cuore a una cittadinanza come quella genovese, che ormai vede la presenza di tantissimi cani, quindi quasi tutte le famiglie hanno un cane, un gatto o comunque un animale d'affezione, quindi c'è tanta sensibilità su questo tema. Purtroppo però è ancora necessario richiamare l'attenzione rispetto a questi importanti input che bisogna fissare bene in testa. Quindi adottare sì, ma farlo sempre con la consapevolezza di quello che stiamo facendo. Senti Francesca, abbiamo ancora un paio di minuti e io in chiusura chiaramente riporto un po' anche la dichiarazione di Matteo Salvini che in sostanza ha detto che Orlando vincerà, ma soltanto
nella quinta provincia ligure che non c'è. Matteo ha ricordato anche Edoardo, il grande Edoardo Bennato. Una gaffe può capitare a tutti, per carità, però da un ex ministro spezzino del territorio, che dovrebbe essere del territorio eccetera, proprio non ce l'aspettavamo. Insomma, dichiarare che la Liguria ha 5 province liguri quando in realtà sono 4 è stata veramente una gaffe che ha tolto punti, credo, ad Andrea Orlando. Guarda, io voglio dare una doppia lettura. La prima è quella della gaffe di una persona che conosce poco o niente il territorio in cui di fatto in cui è nato, in cui ha avuto i natali e che adesso appunto si vuole andare a governare. Quindi questa poca conoscenza credo che non possa essere assolutamente ripagata dai cittadini che si sentono presi in giro da chi appunto non sa nemmeno di che cosa sta parlando. Un episodio simile è successo pochi giorni dopo, quando in una locandina in cui partecipava il segretario Schlein erano presenti un nome di un bar sbagliato, c'era una località riportata che in realtà nella fotografia era un'altra località, quindi proprio una non conoscenza del territorio che è imbarazzante da parte non solo di chi appunto governa il partito e di chi si erge a voler fare presidente della regione, ma proprio anche di quelli che sono gli organi che si occupano pragmaticamente della campagna elettorale. Quindi chi vive a Genova e sta organizzando la campagna elettorale per le regionali non può sbagliare la foto di Bogliasco con quella di Recco. E quindi questo è un altro dato di questa non conoscenza. L'altra lettura invece voglio che sia ottimistica, ovvero sia che appunto Orlando riconosce l'esistenza della provincia del Tigullio e noi non possiamo che sposare questa linea, perché la Lega da sempre appunto riconosce queste 5 province. Noi all'interno del nostro partito abbiamo la provincia del Tigullio e quindi forse Orlando si sta rendendo conto di essere più leghista di quanto non pensassimo e dunque appunto sta venendo tra le nostre fila. Orlando leghista, però tu voterai Marco Bucci domenica e lunedì. Non ho dubbi al riguardo, Marco Bucci ha fatto ottime cose sul nostro territorio, chiaramente con un traino della Lega molto importante. Il modello Genova deve diventare il modello Liguria, dobbiamo poter governare questa regione continuando a fare quello che di buono è stato fatto negli scorsi 9 anni e sono sicura che Bucci dia la svolta ulteriore per far sì che le cose vadano sempre meglio in una regione che prima non conosceva nessuno, che ora è sulla bocca di tutti. Benissimo, ti ringraziamo, il nostro tempo a disposizione finisce qui, ti auguriamo buona giornata, buon lavoro e buona campagna elettorale. Ciao Fra. Grazie Fabio, un abbraccio a tutti. Ciao, grazie ancora alla nostra candidata alle elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi qui in Liguria, l'assessore comunale di Genova Francesca Corso. Ricordo ancora una volta che Radio Libertà sarà in diretta per questo speciale elezioni lunedì 28 dalle ore 15 alle ore 17 con tutti i big della Liguria per sapere un po' le prime reazioni, i primi exit poll. Naturalmente i risultati definitivi, lo spoglio si inizierà subito alle 15 di lunedì pomeriggio, però chiaramente i risultati ci saranno poi in serata, primi risultati. E per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato Filo Diretto Lega nel Mondo. Stai ascoltando